Palazzo del Zotto, ora museo archeologico. Si trova nella piazza principale di Melle, in comune di Borgo Valbelluna, a fianco della chiesa parrocchiale. Fu denominato Palazzo delle Contesse perché nel XIX secolo il proprietario, Adriano del Zotto, aveva sposato in prime nozze la contessa veneziana Elisabetta Papadopoli, deceduta nel 1832, e in seconde nozze la contessa Elisabetta Tiepolo. È un edificio del XVI secolo, asimmetrico, forse in quanto adattamento di una precedente struttura, caratterizzato dagli eleganti comignoli. Si sviluppa in piano terra, primo e secondo piano nobile e soffitta. Si accede all'ingresso del piano terra tramite una gradinata e sopra la porta si apre un'ampia trifora con un poggiolo in ferro lavorato, sostenuto da mensole scolpite. Di interesse sono gli affreschi del soffitto al primo piano. A fianco della gradinata, un portale in genere aperto conduce in discesa ad un cortile interno, dove la facciata del palazzo presenta una soluzione originale, un portico sovrastato da 3 piani di loggette. Nel 1996 il palazzo è sede del Museo Civico Archeologico e raccoglie reperti rinvenuti negli scavi della necropoli paleoveneta di Melle, risalenti tra l'VIII e il V secolo a.C. e dell'abitato preromano, romano e medievale di Melle.